Atletica Sarda davvero in fermento, oggi siamo a Oristano, domenica 10 marzo per questa sesta edizione della mezza maratona del giudicato di Oristano. Io sono con Pasquale Maviglia, presidente dell'associazione Mezza Maratona Giudicato di Oristano. 1000 partenti, un trend in costante crescita in questi 5 anni, un sole davvero piacevolissimo. Insomma, questa sta diventando o è già una gran bella manifestazione? Ma ribadisco che è già una grande manifestazione, il tempo oggi è perfetto, devo dire che stiamo andando sempre in ascesa. Oggi non ci aspettavamo questa partecipazione perché ci sono altre concomitanze, Cagliari, Nuoro, Sassari, però gli sportivi ci danno ragione sullo sforzo fatto. 1000 partenti, un giro unico, si arriva sino a Torregrande, quindi centro storico, località marinara, c'è davvero la possibilità di scoprire tutti gli scorci dell'oristanese. Ma è l'obiettivo che ci siamo posti, vedere la città, infatti la parte finale nel centro storico e poi si arriva al Torregrande dove si fa tutto il lungomare per ben una volta e mezza. Poi il sole oggi è 3, il mare sarà stupendo, quando si esce dalla cosa si arriva sul lungomare c'è uno spettacolo bellissimo, quindi siamo contenti. Dal punto di vista agonistico, nel femminile Gardelli contro Claudia Pinna, sono due sarde, di fatto una è ormai emigrata a Forlì e poi c'è il padrone di casa di Solarussa, Giuseppe Stara, che può dire la sua. Eh sì, Giuseppe Stara, noi non è che siamo, però se anche lui sale sul podio siamo contenti, anche perché oltre ad essere atleta lui collabora anche con l'organizzazione come Dinamica Sardegna, quindi siamo sicuramente contenti. Da un punto di vista femminile il tasso tecnico è abbastanza buono, abbastanza alto, quindi siamo molto soddisfatti. Il tracciato della sesta mezza maratona del giudicato di Oristano è un circuito unico, completamente asfaltato, pianeggiante e con poche curve. Un tracciato utile a ottenere prestazioni cronometriche di alto livello. Partenza e arrivo situati in via Duomo. Dopo un piccolo giro nel centro storico si percorre il ponte sul fiume Tirso per poi dirigersi al santuario della Madonna del Rimedio. Da qui si procede in direzione Torregrande verso il Pontile e, superata la pineta, si percorre il magico scenario del lungomare, oltre la torre, per il giro di boa. Rientro quindi in città attraverso il nuovo ponte di Brabau della zona di Sarodia, prima del nuovo e ultimo giro nel centro storico e arrivo nel punto in cui da sempre è posizionata la stella durante la Sartiglia. Gruppo decisamente compatto al giro di boa. Stefano Pintore dell'Atletica Montepone Iglesias guida infatti il quintetto formato da Claudio Solla dell'Atletica Uta, Federico Ortu dell'Atletica San Gavino, Giuseppe Stara della Dinamica Sardegna e Roberto Melis dell'Atletica Leggera. La sorpresa di questa sesta edizione è proprio il successo del Selargino, che chiude i 21 km e 0,97 in 1 ora, 12 primi e 59 secondi. C'è stato Stefano Pintore che ha aumentato un pochettino il passo, ci ha staccato di 80-100 metri, poi a un certo punto mi sono detto cosa faccio, rimango ancora dietro o cerco di andare un pochettino più veloce, l'ho ripreso, poi ho dato tutto quello che avevo e mi è andata bene, anche se gli ultimi 3 chilometri un po' dall'emozione mi sono girato, quindi era un po' così. Per te è il primo successo qua? Il primo successo sì a Oristano e soprattutto il primo successo nella mezza. In realtà non era aspettato perché sto preparando una maratona il 7 aprile a Milano. Tracciato, bellissima giornata. Bellissima giornata, non c'era vento, sole, bellissimo, tutto molto bello. E soprattutto stavo molto bene, quindi è stata proprio la ciliegina nella torta. Secondo e terzo gradino del podio, Stefano Pintore, 1 ora, 13 primi e 21 secondi, e Claudio Solla, 1 ora, 14 primi e 13 secondi. Per quello che avevo preparato quest'anno non l'avevo messa in conto questa mezza maratona, mi ci sono buttato dentro, è andata benino, discretamente. Ho fatto il mio miglior tempo in questo percorso, è andata bene, dai. Gruppo compatto sino al chilometro 12-13, poi che cosa è successo? È successo che il signor Roberto Melis oggi ne aveva di più di tutti, è andato e oggi è andato molto forte. Sì. Parliamo di progetti, adesso cosa farai? Ora sto preparando la mezza maratona di Torino e proverò lì a battere il mio personale, vediamo un po', speriamo bene. Quarto posto, comunque di valore, per il padrone di casa, l'atleta di Solarussa Giuseppe Stara.
Bellissima gara, bellissima giornata di sole, tantissima gente, tantissimi atleti di tutta la Sardegna, una bella pagina di sport qua a Oristano. Padrone di casa qui a Oristano, essendo atleta di Sola Russa, che dire di questa manifestazione e di questa edizione nello specifico? Questa è la stessa edizione, per la prima volta è stata organizzata dalla nostra società, la Dinamica Sardegna, ovviamente con il comitato organizzatore. Quindi siamo orgogliosi di questo primo evento con nome Dinamica e speriamo ce ne siano anche altri in futuro. Ecco. Adesso cosa c'è nel tuo calendario? Adesso vediamo un pochino qualche gara insomma, sui 10 km, probabilmente chi ha il 28 aprile e poi vedremo successivamente. Tutto secondo pronostico invece nel femminile, con la regina Claudia Pinna che continua a fare man bassa di titoli. Dopo il 13° posto alla Maratona di Siviglia e il successo nei campionati italiani cross over 35 di Sasperate, l'azzurra sangavinese si è tolta infatti la soddisfazione di vincere anche la kermesse oristanese, con un buon tempo di 1 ora 18 primi e 17 secondi. Sì, effettivamente sono reduce dalla maratona fatta 3 settimane fa a Siviglia. Comunque ho corso in 2:40 e 46, insomma non ho proprio, ho fatto del mio meglio. Poi tenevo insomma, a partecipare ai campionati italiani master e una settimana era sperata a fare 4 km di cross e diciamo che in queste settimane ho vissuto un po' di rendita dalla maratona, nel senso che poi ovviamente dovevo anche recuperare, quindi la gara di oggi un po' mi preoccupava perché comunque è una distanza lunga, non sa mai quello che può succedere. Invece ho trovato una giornata splendida, sole caldo come piace a me, un gruppo di compagni di viaggio, quindi è andato tutto benissimo. Dopo una fantastica Sartiglia, la mezza maratona del giudicato con numeri importanti, ormai è la terza manifestazione di questo tipo in Sardegna, migliaia di persone, tantissimi atleti, il primo evento di Oristano Città Europea dello Sport 2019. Un bel tracciato che serve a far riconoscere quelli che sono gli scorci non solo del centro storico ma anche naturali di Torregrande. Tutto funziona a pennello in questa Oristano che ha necessità di affacciarsi un po' di più anche sul mondo del turismo, no? Assolutamente, ma da queste manifestazioni nasce l'immagine di Oristano, perché il binomio sport-turismo potrebbe portarci a crescere e quindi avere anche un importante indotto. Delle eccellenti manifestazioni dell'anno scorso di livello internazionale, 4 o 5 importanti, hanno portato tantissimi turisti e lavoro per la città, oltre che lo sport e il benessere. Sul tema sport che cosa c'è in cantiere? Ma in cantiere ci sono eventi importantissimi, ci sarà di nuovo la nazionale francese di scherma a guerreggiare qua in piazza Roma, ci sarà il torneo internazionale di pallavolo con le nazionali montenegrine, russe, credo anche inglese, ci sarà l'evento di Eolo a Torregrande, quindi con i campionati mondiali e con campioni olimpici come l'anno scorso, e poi probabilmente avremo una bella sorpresa sul palazzetto dello sport, che qualcuno tenti di strumentalizzare cose che non esistono. Bisogna remare tutti insieme per la città e vedrete che anche il palazzetto sarà inaugurato con un evento straordinario. Oristano sta vivendo momenti di grande esaltazione sportiva. La città europea ha fatto sì che questa città veramente si aprisse al mondo e si stanno organizzando tanti spettacoli. La maratona del giudicato ormai è stata acquisita al patrimonio culturale di questa città e credo che oggi abbia dato un segnale forte di bella organizzazione che va a merito al Comune, va a merito alla Marathon Club di Oristano, alla Dinamica e a tutti coloro che attorno hanno costruito questa bella immagine. Dal punto di vista agonistico un finale un po' a sorpresa qui alla mezza maratona di Oristano. Sì, io puntavo su Giuseppe Stara e invece purtroppo non è stato così. Su Claudia ci puntavo, ci speravo e c'è stata. E quindi ma è tutto bello, ma dal punto di vista spettacolare, oggi c'era un fiume umano di atlete e atleti che sono arrivati un po' da ogni parte della nostra Sardegna ma anche del continente. Quella è la cosa bella, il coinvolgimento, la cosa più bella è quella.